Abbiamo voltato pagina, non c'è più il governo Berlusconi, ora c'è il governo Monti. Ma senatore, abbiamo veramente voltato pagina? Cambierà qualcosa per questa povera Italia? Guarda, io penso di sì, proprio questa settimana sono stato 2 giorni a Roma perché da ex parlamentare faccio parte dell'associazione degli ex parlamentari e lavoro nella Commissione Affari Esteri, dove abbiamo la Presidente, l'onorevole Giancarla Codrignani di Bologna, ex indipendente di sinistra allora, quando era in carica. E ci sono state fatte delle valutazioni. Allora, soprattutto in politica estera, da ancora quando era un governo Prodi, ma poi dopo anche Berlusconi, diciamo la verità che non si è più fatta la politica estera, ecco, per l'Italia. Ecco, Berlusconi aveva accentrato a sé una serie di collaboratori e lui pensava di avere rapporti con il mondo dando quel famoso colpo sulla spalla nelle sue prestigiose ville in Sardegna e in qualche altra parte anche del mondo. Lei cosa consiglierebbe a uno di questi ministri cosiddetto tecnico per migliorare la nostra situazione attuale? Ma guardi, siamo arrivati a un livello talmente basso e talmente insopportabile che questi cosiddetti tecnici, questi professori sono accettati e ben voluti anche dalla gente più comune, no? E sono convinto che le difficoltà, no, che noi abbiamo riscontrato qui in Italia e anche diciamo le critiche che sono pervenute, che ci vengono da tutto il mondo per il comportamento diciamo particolare del governo Berlusconi, no? E darà una spinta maggiore a questo governo. E il fatto stesso che molti leaders politici, anche Berlusconi, che sono preoccupati e vogliono delle assicurazioni, no? Che il Presidente del Consiglio attuale, il professor e senatore Mario Monti e gli altri suoi ministri non si ricandideranno nel 2013, questo è un autogol, perché dimostrano di aver paura di questi tecnici, cioè, loro sono abituati con quei sistemi di lottizzazione, 5-6 persone vogliono riempire Camera e Senato e tutto il sottobosco amministrativo e dell'apparato dello Stato. Lei mi diceva che sono anni che non vota più. Sì, perché vede, io ho avuto la fortuna, l'emozione e ringrazio anche l'opportunità di essere tra i primi, ancora nel 92, senatori della Lega Nord. La Lega Nord è nata come un movimento civico per antonomasia, che era contrario a tutti i partiti presenti nelle 2 Camere già prima degli anni 90. Il fallimento del cambiamento che non c'è stato con la Lega Nord, questo ha dimostrato che non ci sono alternative, cioè non conviene più andare a votare. Se noi sommiamo le voti delle schede bianche e nulle, che non le sappiamo, perché siccome sono sempre delle contestazioni, no? E allora, non essendoci dati certi, non vengono neanche ufficializzate le schede bianche e nulle. Sommando a quelli che non vanno a votare, si presume di aver raggiunto o di superare la quota del 50%. Cioè, quando i politici in carica dicono noi siamo stati eletti da chi? E quelli che non vanno a votare dove sono? Come la pensano questi qua? E loro questo lo cominciano a sentirlo di riflesso. Abbiamo visto anche oggi qui all'apertura di questa importante fiera personaggi politici che sono passati indisturbati, per fortuna che non sono stati fischiati, però con un grande diciamo, disinteresse, tant'è vero che 2 importanti ospiti sono arrivati nella sala del convegno in anticipo, perché i giri tradizionali tra gli stand non hanno creato quel bagno di folla e quelle strette di mano che loro generalmente erano anche abituati in tempi migliori per loro. In un momento in cui tutte le aziende soffrono perché la crisi è palpabile giorno per giorno, lei
ora è in pensione, ma ritiene giusto che un ex deputato, un ex senatore percepisca un certo obolo di pensione anche magari avendo fatto un giorno solo? Non è che con un giorno uno maturi, cioè, io ho fatto 2 legislature brevi, ho dovuto pagare, integrare gli anni mancanti e ho, diciamo, il cosiddetto il vitalizio di 2 legislature eccetera. Però se noi continuiamo a colpire e a colpevolizzare la politica con gli emolumenti di qua, andrà a finire che la politica la farà solo i ricchi e i gregari delle lobby. Questo succederà. Cioè, allora, il peggio dovrà ancora venire, perché non essendoci più le scuole di politica, non essendoci più i congressi, non essendoci più queste competizioni, diciamo difatti noi non abbiamo neanche più i partiti, adesso sono delle aggregazioni che cambiano nomi ogni 4, 5, 6 mesi e riciclano sempre se stessi, cioè, abbiamo le scorie riciclate con sigle nuove. Sì, ma in un momento in cui ci fanno tirare la cinghia, l'esempio non dovrebbe partire dall'alto? Certamente, però non solo dalla politica. Noi abbiamo 425 generali, magari con la trippa e senza la truppa. Cioè, abbiamo dirigenti di vari dicasteri, abbiamo magistrati, cioè, le macchine blu, no, che mi pare che non sono 70, 80 mila, non so. E chi sono questi qua? Non sono solo dei politici, cioè, è il sottobosco, è tutto un sistema diciamo, che ha creato una rete. Ecco. E questi esempi devono partire però non solo settoriali ma trasversali, cioè, e poi deve essere una filtrazione, cioè, abbiamo ancora addirittura i cappellani militari, sai che abbiamo i cappellani che con gli autisti, macchine blu anche loro, cioè non abbiamo più la religione, perché ormai ci abbiamo persa purtroppo anche quella lì, però esistono ancora i cappellani militari. L'altro giorno ho letto in una rassegna stampa che venivo a casa in treno che vogliono censurare i fotografi quando fanno delle riprese fotografiche in aula o in Senato, perché è chiaro che oggi con i teleobiettivi, con apparati moderni, no, riescono a focalizzare, a evidenziare, no, anche un foglietto, un appunto, eccetera, eccetera. Ben vengano questi messaggi qui, perché se uno è dentro nell'aula della Camera o del Senato deve fare il suo lavoro, è come un sacerdote quando celebra la messa, cioè non può dare il pizzicotto al chirichetto, o no? Oppure fare scrivere una letterina, eccetera. Nel pieno, nella solennità della propria funzione, ed è giusto che qualsiasi controllo che venga fatto sia libero. Cioè, io mi ricordo, è una cosa che mi viene da ridere per non piangere, quando io ero senatore ed ero anche sono stato nella commissione d'inchiesta per gli aiuti della cooperazione allo sviluppo, no, i documenti erano segretati. In Stati Uniti d'America, quando c'è una commissione d'inchiesta, mettono una telecamera puntata e tutti sanno tutto in tempo reale. Qui invece bisogna chiedere al funzionario oppure fare la fotocopia di un documento anziché portarlo via completamente. Allora non si fa mai luce, non si fa mai chiarezza. Cioè, è un sistema proprio, siamo forse noi italiani già malati.